Tragedia a Mirano, rogo in un appartamento, anziano disabile costretto a letto, resta intrappolato, salvato dai vigili del fuoco, muore poco dopo in ospedale. Mentre si attende da Roma il giro di vite con l'ipotesi di Italia in zona rossa per Natale, il governatore Zaia incontra i sindaci delle città capoluogo per concordare restrizioni. Vomitevole il commento sulle folle del weekend. Da metà gennaio a giugno il piano di vaccinazione anti-Covid illustrato dall'assessore regionale alla sanità Lanzarin, 184.000 dosi per il primo lotto. Pronti diversi fogli di via del questore per gli autori della maxi aggressione di sabato scorso nei pressi di Rialto, il video dell'accaduto. Chiedevano rimborsi inesistenti causando un grosso danno all'erario, oltre 7 milioni di euro, agli arresti domiciliari un commercialista e un perito informatico nell'ambito di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Il Comune di Venezia cede alla Pinot la propria quota di Palazzo Grassi, un'operazione da 11 milioni che serviranno per saldare i debiti accumulati negli anni. Presentato alla Mostra di Venezia, Notturno di Gianfranco Rosi è il candidato italiano all'Oscar come miglior film straniero. Ripercorriamo con il regista le emozioni di quel film. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla cronaca con un anziano disabile che è morto in seguito alle esalazioni respirate nel rogo divampato nel suo appartamento. La tragedia questa mattina, poco dopo le 10, a Ballò di Mirano. Ha chiamato un signore che è passato, vedeva del fumo che usciva e bussava il clacson con la macchina e io mi sono affacciato, pensavo che era mia figlia. È la concitata testimonianza di chi, vedendo quella densa nube nera dall'appartamento del vicino di casa, ha immediatamente dato l'allarme. Sta uscendo il fumo, scappate, uscite. Questo abbiamo fatto. Renato Fontana, 75 anni, era ancora vivo quando, poco dopo le 10, i vigili del fuoco l'hanno messo in salvo dal rogo divampato nel suo appartamento a Ballò di Mirano, qui in Viale Stazione 2, il rogo originato da un cortocircuito di un trasformatore nella camera da letto. L'incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 9, in questa palazzina è al secondo piano, l'appartamento che si trova al secondo piano, ora con le finestre e balconi aperti. Sono stati i vicini, vedendo il gran fumo, a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Abbiamo chiamato vigili, carabinieri, vigili del fuoco. Il 75enne con una grave disabilità respirava ancora all'arrivo del personale sanitario del SUEM che, dopo averlo soccorso dalla cucina dove aveva perso i sensi, lo ha immediatamente trasferito in ospedale. Ho visto quando sono venuta a casa c'era il camion di divisi di gente che camminava su e su, ma i pompieri, arrivati da Mira e Mestre con 2 autopompe, un'autoscala, un'autobotte e 14 operatori, sono entrati nella casa invasa dal fumo, dotati di autorespiratori. L'anziano però non ce l'ha fatta, espirato poco dopo essere stato ricoverato. Troppo grave la situazione respiratoria, fortemente compromessa dalle esalazioni respirate in casa durante l'incendio. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa 3 ore. La pagina dedicata alla pandemia, al Covid, si apre con il quesito del nostro sondaggio che vi proponiamo questa sera, il cui esito come sempre daremo poi in diretta a Ring. Natale, meglio tutti in zona rossa? Questa è la domanda che vi poniamo. Per rispondere sì 0422 1626 691, per rispondere invece no 0422 1626 690 e come detto le percentuali poi stasera nel corso della trasmissione di prima serata dedicata alla politica su Antenna 3. Il tema degli assembramenti al centro del punto stampa invece del Presidente Zaia oggi, che ha annunciato un provvedimento che verrà concordato anche con i sindaci. Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia, anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. Il tema degli assembramenti visti nel fine settimana è stato al centro dell'incontro convocato dal Presidente Zaia con i sindaci del Veneto per trovare misure comuni con eventuali provvedimenti adottati dal governo che saranno la base di partenza. Ne verremo fuori con una soluzione che poi vi confermerò
alla volta penso di domani, e cercheremo di capire cosa fare, fermo restando che immagino che anche a livello nazionale qualcosa si farà. Zaia che ricorda come il divieto di assembramento sia previsto non da un DPCM ma dalla legge dello scorso 16 maggio. Faremo un'ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio. Sul fronte contagi e ricoveri i dati mostrano un timido rallentamento nella crescita della curva, ma la pressione sugli ospedali rimane ancora molto forte. In area non critica si registrano 1.000 ricoverati in più rispetto al picco di marzo, 17 in più in terapia intensiva confrontando la situazione della scorsa primavera. La pressione sanitaria comincia a essere una pressione importante. Abbiamo delle province che la subiscono ancora di più, in primis Verona, che purtroppo è la maglia nera in questo momento. Per quanto riguarda la scuola, se da un lato il governatore spiega deve essere in presenza ma in un quadro epidemiologico sicuro, sono molti docenti e genitori che segnalano come in caso di una positività in classe non vengano eseguiti a scuola i tamponi su alunni e insegnanti. È comunque grave perché è un disservizio e a noi interessa niente. Mentre restano invariate le linee guida nella gestione delle classi in presenza di casi positivi. Il protocollo che abbiamo presentato qui l'altra volta, qualche tempo fa, quando l'abbiamo avviato, non è stato modificato. E ci saranno 3 fasi invece di vaccinazione che partiranno a metà gennaio e dovrebbero completarsi entro giugno. L'ha dichiarato sempre oggi l'assessore alla sanità nel corso del punto stampa. Entro la prima metà di gennaio arriveranno le prime dosi e si inizierà a vaccinare il primo comparto, ossia, ricordiamolo, il primo comparto è tutto quello del mondo sanitario e il mondo delle RSA. Si inizierà a vaccinare il primo comparto con il primo lotto di 177.000 dosi, ma spiega Lanzarin si è aumentato il numero a 184.000 perché è stata inserita anche la sanità privata come richiesto dal Veneto. Ci è stato chiesto anche, ma cosa pressoché impossibile, di avere entro fine settimana una preadesione di chi si farà il vaccino. Le regioni hanno detto se non ci sono già le indicazioni, diventa un po' impossibile e quindi entro questa settimana, entro fine settimana. Da qui il commissario si è comunque impegnato a mandare entro l'inizio della settimana, quindi oggi in teoria, e poi noi lo distribuiremo all'interno dell'azienda sanitaria, un bugiardino. La vaccinazione si svolgerà in 3 fasi, la prima che coinvolge sanitari e RSA, la seconda i servizi essenziali come le forze dell'ordine, la terza il resto della popolazione. Le fasi saranno trimestrali. Ogni 3 mesi, loro ci hanno detto più o meno trimestrali, quindi questa arriverà fino a fine febbraio, questa prima fase, poi comincerà la seconda fase e poi la terza fase, quindi per giugno, le indicazioni sono che per giugno il commissario pensa di aver completato la vaccinazione complessiva sempre su base volontaria. Il vaccino, conservato a meno 80 gradi, sarà anche presidiato dall'esercito. I vaccini verranno stoccati nei 7 hub, quindi nei 7 presidi hub ospedalieri, e poi da lì verranno distribuiti in ogni singolo struttura sanitaria affinché ci sia la vaccinazione e poi anche programmate per le RSA e quindi con anche delle equip mobili che andranno a vaccinare all'interno delle RSA. Cambiamo tema, chiedevano rimborsi inesistenti causando un pesante danno all'erario, oltre 7 milioni di euro, 3 dei quali incassati. Agli arresti domiciliari un commercialista e un perito informatico nell'ambito di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Il sistema era semplice, presentavano gli F24, deleghe di pagamento per contributi, pagavano debiti inesistenti, chiedevano poi rimborsi inesistenti che in molti casi erano riusciti a incassare. A far scattare le indagini 2 anni fa una segnalazione della Camera di Commercio di Padova che ha permesso ai militari della Guardia di Finanza di Padova di scoprire un meccanismo di truffa ai danni dello Stato definito dal procuratore della Repubblica Cappelleri diabolico. 2 le persone agli arresti domiciliari, un ex commercialista e un programmatore informatico residenti tra le province di Padova e Venezia. Una truffa da 7 milioni e 300 mila euro in totale, con 3 milioni e 400 mila euro già incassati. Attraverso la finzione di essere contribuenti si riusciva, attraverso un meccanismo di rimborsi
che effettivamente non erano dovuti, ad ottenere denaro in restituzione dalla istituzione tributaria. Questi rimborsi entravano poi nelle tasche dei principali indagati e monetizzati o attraverso prelevamenti in contanti oppure destinati su conti esteri principalmente croati al fine di ostacolare l'identificazione dell'origine del profitto di natura delittuosa. Nell'attività coinvolti i familiari dei 2 prestanomi compiacenti, 35 gli indagati, 60 le perquisizioni in 8 regioni italiane, sequestrati beni immobili e immobili per oltre 3 milioni di euro. Le richieste di rimborso arrivavano alle Camere di Commercio e Comuni, truffato per 9.000 euro anche il municipio di Arquà Petrarca, a una quarantina di enti bilaterali, cifre di rimborso tali da non suscitare particolari controllo da parte degli enti. Quindi non riuscendo a comprendere se quel credito avesse o meno natura legittima, procedevano in molti casi ai rimborsi, fino a quantificare la truffa nei termini che abbiamo appena detto. I 2 che con il denaro illecito si erano dati alla bella vita, viaggi, serate, auto di lusso, avevano tentato di accaparrarsi anche i contributi Covid messi a disposizione per le piccole e medie imprese nel primo decreto rilancio del governo. 5 le domande presentate, solo 2 per 4.000 euro in totale sono state evase. Sono già pronti diversi fogli di via del Questore per gli autori della maxi aggressione di sabato scorso a Venezia nei pressi di Rialto. Ecco le immagini di quello che è accaduto. Ecco il video della violenta aggressione di sabato scorso a Venezia in campo Bella Vienna. Non una maxi rissa come si pensava all'inizio, bensì un autentico pestaggio del branco composto da ventenni ai danni di un solo ragazzo. Il pestaggio per motivi di gelosia dell'aggressore, già con precedenti per risse e lesioni nei confronti della sua ex ragazza, in compagnia di 5 amici trevigiani con cui si trovava durante l'aperitivo. Compagnia poco gradita al suo ex, che già nei giorni precedenti aveva subito le sue intimidazioni se l'avesse ritrovata a Venezia. Da qui l'aggressione in zona Erbaria a Rialto a uno dei trevigiani, preso a pugni e calci, da cui è scaturito il successivo litigio tra i 2 opposti gruppi di ragazzi, tutti tra i 20 e i 25 anni. A ricostruire i fatti fondamentale la testimonianza della ex fidanzata dell'aggressore veneziano, con la rissa successivamente sedata grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia locale che, acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona, ora sta lavorando in sinergia con il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, che sta a sua volta valutando misure interdittive nei confronti di alcuni dei ragazzi coinvolti, disponendo alcuni fogli di via da Venezia. Ora ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi. Onda edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, parliamo del Comune di Venezia che ha deciso di cedere alla Pinot la propria quota di Palazzo Grassi, una operazione da 11 milioni di euro che serviranno per saldare i debiti accumulati negli anni. La Pinot Collection ha acquisito dal Comune di Venezia il 20% delle quote della Palazzo Grassi SRL per 11 milioni di euro, diventandone socio unico. L'accordo è stato illustrato dall'assessore comunale Zuin e dall'amministratore delegato di Palazzo Grassi. Farlo in questo momento così difficile e triste, riuscire a trovare chi investe così nella cultura e investe su Venezia, per noi è motivo, per me, per noi, per il sindaco, è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo l'intenzione di contribuire a questo evento molto importante per Venezia, la celebrazione dei 1600 anni della fondazione, e poi in modo più metodico, strutturato per gli anni prossimi, con questa collaborazione con i musei civici, perché ci sia per far capire che l'arte contemporanea, che è il nostro compito, ha un rapporto con l'arte antica. L'operazione avviene perché questa partecipazione era in contrasto con le norme nazionali sulle società partecipate per il fatto che non gestisce servizi pubblici. Se qualcuno poteva avere dei dubbi quando sono state fatte queste operazioni nel 2005 e poi nel 2007 con Punta della Dogana, questi dubbi sono stati totalmente fugati, perché appunto la Dogana è stato recuperato uno spazio comunale che è dato in concessione a Pinot Collection, alla Palazzo Grassi SPA, e tutti hanno visto quello che è stato fatto.
Gli 11 milioni serviranno a saldare parte dei debiti accumulati negli anni. Presentato proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, Notturno di Gianfranco Rosi è il candidato italiano all'Oscar come miglior film straniero. Ripercorriamo nella nostra intervista esclusiva di settembre con il regista le emozioni di quel film. In molti a Venezia lo avrebbero voluto premiare con il Leone d'Oro e per questo il verdetto della giuria, presieduta da Cate Blanchett, fece assai discutere, dividendo la platea di pubblico e critici. È Notturno di Gianfranco Rosi il titolo candidato a rappresentare l'Italia come miglior film agli Oscar del prossimo aprile. Così Rosi aveva raccontato nella nostra intervista esclusiva il film e il suo rapporto speciale con Venezia all'indomani degli applausi scroscianti ricevuti in Sala Grande al Lido. 7 anni fa per me fu la più grossa emozione essere qui in competizione, in concorso con un documentario. E forse per la prima volta si rompeva questa regola, no? Di mettere un documentario in concorso a Venezia. Fu un atto di grande coraggio da parte di Barbera e per me era una conquista, perché io fin dai miei primi film ho sempre non atteso, non rispettato questa cosa del documentario, della finzione, no? Quando inizio un film non mi chiedo se il mio film è fiction o documentary o cosa, voglio che la parola cinema sia presente. Oltre a Notturno, nelle varie categorie saranno presenti candidati agli Oscar 2021 circa una quindicina di film presentati in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia 2020. Il film ha ricevuto un applauso molto lungo e io non ero in sala perché non guardo mai i miei film, non riesco a essere in sala, quindi appena buio sono uscito e sono tornato alla fine. E mi hanno detto che c'era un silenzio rigoroso e c'era un'attenzione molto rispettosa del film, e quindi penso che sia andato molto bene il film. La nomination all'Oscar una sorpresa, ma che? Un percorso ricco. Quindi da Venezia si apre un lungo percorso. Un percorso che chiude l'anno dei festival e poi inizia negli Stati Uniti il percorso dell'Oscar, quindi vediamo se anche quest'anno entriamo in quella selezione. Vi ricordo prima di terminare questa sera alle 21:15 l'appuntamento con Ring, l'attualità politica in prima serata su Antenna 3, ospiti Manuela Lanzarin, assessore alla sanità del Veneto, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Fabio Crea di Fratelli d'Italia e Alessandro Manera della Lega. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Temporaneo stop all'inverno, anticiclone in rinforzo sull'Italia ma non senza qualche insidia. Il dettaglio di martedì 15 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata con cielo molto nuvoloso, vedete, spesso anche coperto. Non mancheranno anche delle foschie o delle nebbie in pianura e nelle valli, in parziale sollevamento con il passare delle ore. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà stabile ma il cielo sarà in prevalenza coperto. Tuttavia non si escludono delle schiarite più soleggiate sui rilievi. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà lo stesso, con un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere un cielo coperto con deboli piogge in serata. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.